Buongiorno, siamo a Venezia, come voi sapete, questo non ve lo devo dire, e dovremmo essere in contatto con 4 scuole. Sicuramente lo siamo con quella di Rovigo, che è collegata telematicamente all'Istituto Veneto di Venezia, e le altre sono il Liceo Tito Livio di Padova, l'Ite Fusinieri di Vicenza, il Celio Roccati di Rovigo, che ho già menzionato, e l'Educandato agli Angeli di Verona. Allora, qui parte oggi una iniziativa che non è nuova, ma che in questo caso presenta degli aspetti di novità telematica sui quali dirò fra poco qualche parola non troppo lunga. Dunque, lavoriamo rivolgendoci agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Finalmente sono riuscito a imparare come si dice, perché secondaria e primo provocano qualche cortocircuito in quelli che sono abituati come me a dire scuola media. E dicevo, lavoriamo per la scuola secondaria di primo grado su 3 materie, e oggi siamo i primi che cominciano e facciamo, come sapete, italiano. Le altre 2 materie sono matematica e scienze. L'iniziativa è partita 3 anni fa, forse anche 4 in tono piccolo, e poi è venuta sviluppandosi piuttosto rapidamente. È partita da un'iniziativa dell'Accademia dei Lincei. Comunemente le accademie sono il porto di professori che eufemisticamente possiamo definire non giovanissimi, giovani sì, ma non giovanissimi, e le accademie, insomma, non si occupano di insegnamento perché ci sono le scuole, e quando dico scuole, lo avverto subito, intendo le scuole di ogni ordine e grado, compresa l'università naturalmente. Invece il grido di dolore che viene dalle statistiche OCSE Pisa, che da diversi anni mettono in rilievo che il sistema scolastico italiano presenta dei punti di debolezza, come dicono i burocrati, di criticità, e ha spinto l'Accademia dei Lincei nella persona. Dunque, le accademie in genere sono divise in 2 classi: la classe di scienze fisiche, naturali, e la classe di lettere. Dunque, il presidente dell'Accademia dei Lincei, che attualmente appartiene alla classe di scienze, si chiama Lamberto Maffei, ha promosso questo intervento per la scuola puntandolo su 3 discipline, si possono chiamare così, su 3 discipline fondamentali, tra le quali ha incluso l'italiano. Sappiamo che gli scienziati lavorano in inglese, però non sfugge ai colleghi della classe di scienze, siamo stati noi della classe di lettere semmai a essere stati privi di iniziativa, diciamo, non sfugge che per lavorare a livelli alti nei convegni, nelle riviste scientifiche, in inglese, lingua che nella classe di scienze si è imposta ormai in misura molto grande, dicevo, per lavorare in un'altra lingua, l'italiano è importante che i giovani lo sappiano, e lo sappiano. Intanto non bisogna insegnare la lingua materna, come si sa, però che lo sappiano a un livello anche colto, non solo, cioè, l'italiano come succhiato, come si diceva una volta, insieme col latte materno, non solo l'italiano che si apprende dai coetanei, scuola di lingua molto importante,
non solo l'italiano che si apprende dalla società, che comprende degli adulti e non solo i genitori, non solo dalle diverse agenzie, come posso chiamarle metaforicamente, che producono lingua, e in primo luogo tutti pensiamo a Internet, dove c'è di tutto, cose belle e cose che lo sono talvolta un po' meno. Ma accanto a queste competenze di italiano e spesso di competenze del dialetto locale, non parlo ora degli immigrati, accanto a queste competenze la scuola, lo ripeto sempre, e solo la scuola può integrare questa competenza con un uso colto della lingua, non un uso accademico, non un uso stantio, ma un uso moderno, quale è quello che la nostra società, come sappiamo, richiede ed esige. Dunque, come dicevo, da 3 o 4 anni questo tridente, come lo chiamiamo, di queste 3 materie, si è sviluppato e oggi i licei, appoggiandosi ad altre accademie efficienti che ci sono nelle varie regioni, e qui all'Istituto Veneto, che ha anche le attrezzature per trasmettere in streaming e per versare in YouTube buona parte delle sue manifestazioni, altrove appoggiandosi alle università dove non ci siano accademie, come dire, che abbiano questi mezzi, perché un po' l'Istituto Veneto è più l'eccezione che la regola. Se mi sente il Presidente mi tira le orecchie perché ha problemi di chiusura del bilancio. Dunque, dicevo, ormai abbiamo una presenza di questo licei per la scuola in quasi tutte, non in tutte, ma in quasi tutte le regioni italiane. Anzi, in alcune regioni abbiamo addirittura 2 poli, come li chiamano all'Accademia. Per esempio, nella ricca Lombardia ci sono 2 poli, uno a Milano e uno a Brescia. Nella meno ricca Basilicata pure ce n'è 2, Matera e Potenza e Matera. La Puglia, che è lunga, ce n'è uno a Bari, uno a Lecce e via dicendo. Allora, quest'anno è il primo anno che si fa tutto il tridente, o proviamo a farlo, tutto il tridente con una modalità tecnica nuova. Venezia, si sa, non è raggiungibilissima dalle altre province della regione, è periferica, come è noto, e a Padova o a Vicenza o a Verona l'istituto non dispone delle attrezzature che ci sono qui. Perciò è merito del presidente Danieli di questo istituto, che è un biologo, quindi anche lui della classe di scienze, aver proposto questa modalità informatica che stiamo sperimentando, sperando di non essere le vittime dell'esperimento, cosa che io veramente, finché non arrivo alla fine, non posso escludere. Rovine virtuali, si spera. No. Allora, mi tocca, cosa che faccio molto volentieri, mi tocca ringraziare i rapporti, coloro che hanno gestito, scusate la brutta parola, i rapporti tra l'iniziativa accademica di Roma e di Venezia e l'ambiente così grande, così numeroso di alunni e di insegnanti della scuola, e dunque l'ufficio scolastico regionale, che nella persona della sua dirigente Daniela Beltrame
dell'amico Stefano Quaglia, con cui da tanti anni lavoro in spirito di cordiale amicizia, della qui presente Livia Andrigo, che è quella che ha poi fatto il grosso del lavoro, insomma, ecco. E altri funzionari che, va bene, con i quali ho avuto più incontri più occasionali, come la professoressa Anna Consonni. E ringrazio, scusate questi ringraziamenti, lo so che sono un po' formali, però bisogna farli perché sennò si è proprio maleducati. Oltre al presidente Danieli, con il quale lavoro ormai da parecchi anni, il cancelliere dell'istituto Giovanna Palandri, Gabriele Scalvini, che non si vede ma c'è, altrimenti non ci vede nessuno fuori di questa aula, e Lucia Macaluso, che invece si vede e che si è spesa parecchio e forse dovrà continuare a spendersi scusatemi, per l'organizzazione di questa struttura che oggi avvia l'italiano e presto avvia matematica, che si articolerà in 4 incontri, e scienze, che in coda a matematica ne organizzerà 2. Credo che ci sia disponibile l'orario, è vero, sul sito, Sì. Dove è disponibile? Dove lo hanno nascosto? Che io non li trovo mai. Sul sito internet dell'Istituto Veneto è possibile accedere a tutte le informazioni riguardo appunto agli orari, alle sedie, è possibile avere accesso al modulo di iscrizione online. Niente, ci saranno poi l'inserimento di tutti i video delle lezioni. Benissimo, va bene. Allora io darei la parola all'amica Livia Andrigo come rappresentante ufficiale dell'Istituto regionale per il Veneto, quindi bisogna trattarla con particolare riguardo, se no ci picchia. No, io sono non violenta. Un caro saluto a tutti. Vi ringrazio per essere qua, vi ringrazio per essere nelle sedi, spero che ci vediate e che ci sentiate bene. Il mio ringraziamento al professor Bruni, al professor Danieli, alla professoressa Fornasiero, a Lucia, a tutti coloro che hanno contribuito, pensato e voluto fortemente questi incontri. Trovo che la sensibilità dei docenti dei lincei di arrivare a parlare con i docenti di quella che è la scuola media sia veramente importante. Noi abbiamo bisogno che i ragazzi scrivano, parlino italiano. Per avventura sono in una commissione per un concorso letterario. Un concorso nazionale importante, il concorso La Giara. Ebbene, ci sono delle belle idee, magari qualcuno ha anche un certo stile, ma vi garantisco, gli errori che non sono solamente di battitura ci sono notevoli, sono a profusione, e questo svilisce il lavoro che le persone stanno facendo. Quindi credo che ritornare ad impadronirsi della propria lingua, conoscerla, saperne anche qualche sfumatura, penso sia importante, direi fondamentale, non solo per parlare, per esprimersi, ma per sapere esattamente quello che si vuol dire in quel momento e non essere poi equivocati. So che i colleghi delle scuole secondarie di primo grado hanno grossi problemi con classi con tanti alunni, con alunni di diversa provenienza. Vorremmo dialogare anche con voi per capire quali possono essere anche gli interventi, gli aiuti che possiamo dare. Credo che questo sia lo spirito e anche la novità non solo tecnologica, che è importantissima perché mai in altre regioni questo è stato fatto. Certo che questa macchina è stata un'organizzazione difficile da mettere in piedi, con purtroppo dei ritardi che cercheremo di sanare e di migliorare. Questa è un'iniziativa che viene vista con assoluto favore e che io mi auguro possa ottenere anche presso di voi un buon risultato, perché quello credo sia il ringraziamento più importante a chi si è dato da fare e chi si è speso. Basta così, grazie a tutti, buon lavoro. Dottoressa Macaluso ci racconta un po' quello che è necessario sapere per chi, io non lo sono, ma
non sospettavate il contrario, non sia nativo digitale, perché tra le sue virtù c'è anche quello di essere molto esperta in informatica, diciamo genericamente. Prego Lucia. Più che molto esperta mi sono dovuta aggiornare anch'io per necessità. Ecco, allora volevo solo illustrare molto brevemente come accedere alle informazioni di base, sostanzialmente come si diceva, per iscriversi e per interagire con la sede di Venezia nel momento, diciamo, in cui la lezione è in corso, e poi comunque per mantenere i contatti e per scambiare impressioni, informazioni, materiali e via dicendo, cioè attraverso la piattaforma Moodle. Allora, quello che vediamo qui in alto, il primo link che vediamo, è la pagina web a cui è accessibile, eccolo qui, l'informazione generale su quello che si diceva, come è strutturato il corso. È possibile appunto vedere un pochino tutte le informazioni generali e accedere ai programmi. Intanto sono già attivi quelli del corso di italiano e di matematica, è possibile accedere al modulo di iscrizione ai corsi. L'email che è indicata è quella a cui si può scrivere per interagire appunto con la sede di Venezia dalle sedi dislocate sul territorio, e comunque ogni volta che c'è una lezione dalla home page dell'istituto, come è in questo momento, c'è la possibilità proprio di accedere direttamente, adesso visualizzate la pagina, al link per la lezione che è in corso. Ecco, queste sono le informazioni fondamentali. Mostro anche rapidamente il modulo di iscrizione, che è strutturato in maniera molto semplice e chiede soltanto di inserire i propri dati, specificando anche la sede presso la quale si intende seguire in presenza le lezioni. Ecco, poi mostro un ultimo dettaglio che è quello della piattaforma che c'è in appoggio, eccola qui. Ecco qui ci sono i corsi, per il momento sono diciamo visualizzabili quello di italiano e quello di matematica. Quando uno accede a questa pagina, qualsiasi degli iscritti riceverà via email il username e la password per accedere al corso a cui è iscritto. Ecco qui, quindi cliccando inserirà qui le sue credenziali. Adesso faccio un esempio tanto per vedere come si può accedere. Ecco qui, e questo sarà quello che, ecco, naturalmente ho sbagliato, benissimo. Eccoci qua. Ecco, qui adesso ho fatto l'accesso al corso di italiano, ad esempio, dove ho caricato questa mattina un forum di discussione e del materiale a cui si può accedere. Naturalmente ognuna delle lezioni verrà progressivamente implementata con i materiali che verranno forniti dai docenti e poi con i forum che anche i corsisti potranno attivare aggiungendo un argomento di discussione. Ecco, mi fermerei qui, e poi per qualsiasi chiarimento si può appunto scrivere all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it e avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Grazie. Grazie. Andiamo alla prima pagina del mio. Adesso Gabriele. Ecco, allora è arrivata il cancelliere, già un argomento grave litigio linguistico. Giovanna Palandri, perché gli istituti hanno dei cancellieri, anche a Roma c'è una cancelliera. Sì, ma lei Io sono fra le donne, da vetero maschilista incallito mi trovo fortemente a disagio, però bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Prego Giovanna. No, io semplicemente, che sono un cancelliere, pare, maschio, ma pur essendo donna, volevo solo porgere un saluto da parte del Presidente, perché naturalmente non è potuto venire, ma non naturalmente, ma poveretto è qua spessissimo, quindi niente, l'istituto ci mette molta energia in questa
nuovo progetto e quindi speriamo che a un certo punto prenda piede, che raccolga il maggior numero possibile. È un'opportunità soprattutto, e quindi speriamo che sia raccolta come un'opportunità anche da chi dovrebbe frequentarlo. Ecco, tutto qui. Benissimo, grazie. Il cancelliere ha finito. Grazie Giovanna. Allora, cominciamo a entrare nel merito, dopo questo preambolo che però non è inutile, oltre che per i motivi di buona educazione, perché delle macchine di questo tipo non si montano senza quello spirito di collaborazione che in Italia talvolta latita, perché è un paese il nostro assai litigioso, e con il risultato che poi anche iniziative importanti si afflosciano miseramente. Ma insomma, quindi qui mi pare che possiamo essere soddisfatti, almeno si spera. Questo si chiama Seminario Interattivo di Italiano. Intanto la modalità tecnica che sperimentiamo esige che nelle diverse sedi ci sia, la parola dell'informatica sarebbe ci sia un'interfaccia, alcuni lo chiamano un tutor, che è un anglicismo che ricalca il tutor latino, oppure un tutore. Tra i significati di tutore c'è quella protesi che serve a camminare quando si hanno problemi di deambulazione, e quindi qui apriremo un referendum alla fine del corso sul quale sia. Io avevo pensato ad assistente, però forse la parola oggi si usa poco e per adesso li chiamerò, se sbaglio me lo farete notare, responsabili di sede. I responsabili di sede sono la professoressa Antonella Calebiro al Tito Livio di Padova, il professor Diego Ellero all'Ite Fusinieri di Vicenza, il professor Roberto Stradiotto qui a Venezia, la professoressa Sofia Bisi, Rovigo, Liceo Celio Roccati, e ultima, più o meno l'ordine non è proprio alfabetico, la professoressa Barbara Godoli dell'Educandato agli Angeli di Verona, che spero siano tutte connesse, appunto Rovigo lo erano. Non abbiamo notizie. Abbiamo notizie da Vicenza che sono riusciti a collegarsi adesso. Allora sono due. Il professor Ellero e Calebiro aspetto un riscontro. Ho capito, benissimo. Va bene, allora noi non vogliamo insegnare agli insegnanti, mettiamo subito le cose in chiaro. Per questo il seminario è interattivo. Non lo facciamo perché non lo vogliamo fare e perché, anche se volessimo, difficilmente lo sapremmo fare. Io sono in pensione, ho insegnato all'università, dove però avevo un'idea molto chiara degli studenti che erano scolarizzati prima di accedere all'università. Ecco, quindi che significa un seminario interattivo? Significa due cose. La prima, un'interattività in tempo reale, vale a dire non parleremo 3 ore consecutive perché cerchiamo di essere umani anche verso gli oratori, non solo verso gli sfortunati ascoltatori, ma oggi ho dovuto fare questo preambolo un pochettino lungo, ma mi sembrava, insomma adesso non lo ripeterò la prossima volta naturalmente. Dopo aver presentato un argomento ci sarà una pausa che serve ai responsabili di sede delle 4 sedi lontane e della sede veneziana per raccogliere e girare a chi tiene la lezione
perché non le faccio tutte io, c'è scritto, c'è anche la professoressa Fornasiero che è coinvolta alla prossima seduta. Dunque dicevo, per girare alla sede e tentare di rispondere a quesiti, dubbi di varia natura, perché possono essere dubbi linguistici, ma anche dubbi, cosa ancora più importante forse, di appropriatezza dell'argomento, perché l'insegnante che ha esperienza diretta degli allievi può dire: questo argomento è troppo facile, questo argomento è troppo difficile, questo argomento non è prioritario. E io non mi offenderò, perché non pretendo di avere in tasca la ricetta per insegnare bene. Io proporrò dei problemi e mi aspetto che poi ci sia un contributo attivo, come dicevo, in tempo reale e anche in differita, perché, Lucia? Sì, no, come dicevamo... Non l'aveva detta, mi pare, no? Della piattaforma Moodle. Sì. Ah, l'ha detto, allora mi sono distratto, mi perdoni. E in differita tra un incontro e l'altro, perché c'è una piattaforma che abbiamo già usato l'anno scorso, che è piuttosto semplice, nella quale tra un incontro e l'altro, quindi in pratica tra il primo e il secondo, tra il secondo e il terzo e il terzo e il quarto, si possono, a mente fredda diciamo, e quando non si abbia di meglio da fare, anche se riflettere alla lingua non è un'attività così terribilmente, così, è una bella cosa tutto sommato, dicevo, si possono proporre. Intanto a me io sarei veramente felice, lo dico con piena sincerità, se gli insegnanti che partecipano a questi incontri ci dicessero quello che va corretto. Possiamo correggere il tiro in corso d'opera. Oggi no, oggi sì, lo facciamo solo in tempo reale. Inoltre sarei anche contento se dalle questioni che dovremo discutere, che proporrò alla riflessione e discussione, si possa da parte di insegnanti individuali o anche gruppi che collaborino tra loro proporre degli strumenti per un efficace insegnamento di alcuni aspetti della lingua. Non sempre i libri di testo si adattano, non sempre si riesce a svolgere tutto il programma, credo. Io non ho mai finito un corso universitario nella mia vita, quindi sono proprio cattivo, sono un modello da non imitare. Cioè non l'ho finito perché non ho completato quello che avevo programmato di fare, e quindi l'interattività non sta lì per bellezza, ma vuole essere parte integrante di questi 4 incontri. Sarebbero stati 5 e più distanziati nel tempo se questo modo nuovo telematico non ci avesse fatto andare parecchio avanti nel calendario. E ci riserviamo, questa è una proposta che da tempo gira a Roma ai Lincei, di ricevere appunto e di versare in una base di dati accessibile e libera le proposte didattiche più interessanti che pervengono ai vari poli attivi in Italia, come dicevo, in quasi tutta Italia. Ecco, questo è l'optimum per me, come ho detto già in altre occasioni anche ai colleghi Lincei, l'optimum sarebbe questo dal mio punto di vista. Se una volta che in un incontro si propone un tema X, gli insegnanti o alcuni insegnanti lo testino, lo provino, lo sperimentino nella loro classe e ci dicano se ha funzionato o se c'è qualche cosa che non ne ha permesso il funzionamento. Sapete che la strada dell'inferno
è lastricata dalle buone intenzioni, però queste sono le mie buone intenzioni e poi vediamo che cosa riusciamo tutti quanti a fare. Credo, allora il programma si sa, gli orari si conoscono, mi pare di poter finalmente entrare in argomento. Il corso si intitola in maniera semiseria Maledetta grammatica, titolo che è nato nel corso di discussioni piacevoli, per fortuna, fatte in sede dell'ufficio scolastico regionale con Livia Andrigo, perché la grammatica è un po' questa croce e delizia. E allora, in realtà, in questi 4 incontri, io vorrei svolgere sostanzialmente 3 argomenti che sono quasi obbligati. Qualche esercizio sui testi, in misura molto limitata, perché in 4 incontri qualcosa si può fare, ma non è che si possa svolgere un programma, ovviamente. Dicevo, esercizi sui testi, i testi sono fatti di parole e quindi proposte sul potenziamento del lessico e un uso della grammatica in maniera non sistematica, perché non è che ci mettiamo a parlare delle parti del discorso o della sintassi, se non per alcuni singoli punti, un uso della grammatica che si capisca che serve, che la grammatica non è un di più noioso, soprattutto per chi la deve studiare, cioè i ragazzi, e che non solo per imparare un'altra lingua, noi in Italia adesso abbiamo il miraggio dell'inglese, lingua che peraltro usiamo quando parliamo in italiano, ma usiamo, e non è una cosa scandalosa per carità, ma usiamo molto meno quando parliamo con gli inglesi o gli americani. Dunque, dicevo, non solo l'italiano è fondamentale per studiare altre lingue, come puoi studiare un'altra lingua se non sai qual è il pronome relativo? Che bestia sia il pronome relativo? Mi pare un po' difficile, dato che il relativo nelle lingue almeno europee mi pare che sia presente dappertutto. Quindi questo è un po' il trittico, sempre delle mie buone intenzioni. Questi corsi di italiano sono nati per la scuola secondaria superiore, all'origine. Poi io e altri che collaborano e partecipano a questi corsi ci siamo resi conto che hanno ragione i colleghi della classe di scienze, i quali dicono che bisogna lavorare con la scuola secondaria di primo grado. In un certo senso, se uno studente arriva all'università con gravi problemi di scrittura, e vi assicuro che ce ne sono tanti, è un po' tardi per curare il male. E mi sono reso conto che forse, facendo corsi agli insegnanti della secondaria superiore, che è un po' tardi anche alla secondaria superiore. Qualche collega di scienze addirittura va a fare scienze fisiche, chimiche e naturali, addirittura alle elementari, dove io però per ora non ho il coraggio, non sono abbastanza coraggioso da avventurarmi. In italiano questi corsi sono nati sotto l'etichetta dell'italiano argomentativo, sui quali ha cominciato a fare lezione un linguista molto noto, molto produttivo, uno storico della lingua italiana, Luca Serianni di Roma. L'italiano argomentativo è una grande sfida, è la cosa più difficile che ci si possa proporre, nel senso che in Italia si argomenta poco, non abbiamo una cultura, o più pomposamente una civiltà dell'argomentazione. L'argomentazione significa ragionare e in verità la nostra società mediatica parla di emozioni contro le quali non ho assolutamente nulla,
ma di ragionamenti non parla mai, parla molto spesso di opinioni. Ora, l'opinione, a me piace una cravatta rossa, a te ne piace una verde, qui va bene, no? De gustibus non est disputandum, si diceva una volta al tempo del Latinorum. Però forse se parliamo di comportamento, oserei dire di morale, parola che oggi non si usa etica, ma in rapporto agli affari vediamo con quali risultati assai positivi. Lei annuisce, è convinto anche lei, di morale o di politica o di galateo, no? Si lamenta. Ho visto adesso, quando ho preso il vaporetto per venire, che avevo una borsa un po' pesante e poi non sono un giovincello, e c'era all'Accademia un gruppo di una quindicina di ragazzini di scuola e ho visto una femminuccia che prendeva i capelli di un maschietto più basso di lei e glielo tirava giù. Non è che questo condurrà, si spera, al maschicidio, che sarebbe il parallelo però nessuno insegna più questo modo di comportarsi. E la famiglia pare che lo faccia molto di rado. E gli insegnanti, come sa chi lavora nella scuola media, io ho parecchi amici e amiche che insegnano nella secondaria di primo grado e si ritrovano anche a dover insegnare come ci si soffia il naso, cioè possibilmente non con le dita, cosa che Monsignor Giovanni della Casa a metà del Cinquecento spiegava ai ceti aristocratici e non a tutta la società. Ecco, e non possiamo cambiare tutto. Però, ecco, tornando all'italiano argomentativo, che già è molto impegnativo nella secondaria di secondo grado, tanto più l'argomento è impegnativo per quella di primo grado. Io però faccio una prova, tanto voi mi potete criticare, anzi io sono contento se mi dite che la cosa non può funzionare, e esordisco, l'ho fatta lunga, vabbè, mi dovete perdonare, esordisco con la favola del lupo e dell'agnello, perché la favola del lupo e dell'agnello non so se e quanto si legga, ma adesso la cosa non interessa. La favola del lupo e dell'agnello, a suo modo, è anche un testo argomentativo. La letteratura, anche se Fedro non è un gigante della letteratura, la letteratura è ricca di significati. Fedro alle spalle poi ha un testo di Esopo, un testo greco, e quindi la letteratura si apre spesso e volentieri a nuove domande. Quando me l'hanno fatta leggere a me circa 1000 anni fa, non ci si sognava neppure di pensare a questa favoletta, grazie, come un testo argomentativo. Ma dato che oggi abbiamo questo problema, e allora ve la propongo in questa chiave, quindi non faccio discorsi che tutti conoscono sugli animali parlanti, sul fatto che gli animali sono un po' le maschere o le figure degli umani. E la favola, per fortuna, è molto breve, se il professore Stradiotto vuole accomodarsi, perché poi gliela lascio da continuare, e la leggiamo rapidamente. La traduzione non è gran cosa, ma insomma, vabbè, per i nostri scopi funziona. No, penso che possiamo. No. Stai, non ti caccerei mai, non mi permetterei. Dunque, dicevo, la leggo rapidamente. Ce l'avete? Sì. Allo stesso rivo erano giunti il lupo e l'agnello, spinti dalla sete. In alto stava il lupo e molto più in basso l'agnello. Ed ecco che il predone, stimolato dalla sua gola maledetta, tirò fuori un pretesto per litigare. Perché, disse, mi hai intorbidato l'acqua proprio mentre bevevo? E il batuffolo di lana, pieno di paura, risponde: scusa lupo, come posso fare quello che recrimini? È da te che scorre giù l'acqua fino alle mie labbra.
respinto dalla forza della verità, il lupo esclama: 6 mesi fa hai sparlato di me. L'agnello ribatte: io non ero ancora nato. Per Dio, il testo latino dice per Ercole, qui la traduzione giustamente è ammodernata. Per Dio, lui dice, è stato tuo padre a sparlare di me, e così lo abbranca e lo sbrana, uccidendolo ingiustamente. Ho paragrafato il testo, cosa non particolarmente ardua, perché il paragrafo 1 è la cornice con i personaggi, e l'azione sta nei paragrafi 2 e 3, un'azione per l'appunto argomentativa, quindi uno scontro argomentativo, seguita dall'azione violenta e prevaricante dell'eroe negativo che è il lupo. Ho messo in corsivo, ma non voglio fare un commento testuale, il fatto che al paragrafo 1 il lupo si legge che in alto stava il lupo, molto più in basso l'agnello, e questo denota una certa accortezza espositiva, perché poi l'argomento astratto, uno più su, uno più giù, come sapete, come si capisce, diventa funzionale quando l'agnello dice: scusa, ma sei tu che stai più in alto, quindi non ti posso sporcare io l'acqua. Poi c'è, sì, questo volevo osservare, c'è il lupo al paragrafo 1 che al paragrafo 2 viene rinominato, come viene rinominato? Dov'è? Predone. Quindi Predone, ma questo io non credo che sia il caso di fare un'analisi così minuziosa alla secondaria di primo grado, e direi anche a quella di secondo grado, dove probabilmente poi Fedro manco si legge, giustamente. Però questo è interessante perché anche un testo facile, a tutti accessibile, che non richiede grandi problemi di comprensione, anche questo testo inevitabilmente ha quelle che con termine tecnico della linguistica testuale si chiama coreferenza, vale a dire che Predone, senza che il lettore faccia tutta la lunga riflessione che vi sto rifilando io, senza che il lettore debba fare particolari sforzi per capire che il predone è evidentemente il lupo. E lo stesso avviene per l'agnello, che sempre a paragrafo 2 viene ribattezzato il batuffolo di lana. Questo potrebbe dipendere dal timore di ripetere la stessa parola. In realtà il testo letterario, e anche non solo letterario, arricchisce la presentazione dei personaggi, però, ripeto, questo lo dico tra parentesi. Come testo argomentativo, che era il motivo per cui parto da qui, come testo argomentativo invece, qui gli argomenti sono 2, e sono quelli del paragrafo 2 e del paragrafo 3. Dunque, mi intorbidi l'acqua e dice: no, ma io sono più in basso. Questa non è un'opinione, questa è un'argomentazione, a tutti accessibile, perché anche senza sapere i motivi era stata anticipata al paragrafo 1, appunto, quindi il lettore già lo sa, e senza anche necessariamente essere al corrente della dinamica dei fluidi, della forza di gravità, di chi più ne ha, del peso specifico per cui l'idrogeno va su e l'acqua va giù, insomma, l'argomento funziona perfettamente. Il lupo, infatti, cambia accusa, ed è quella del paragrafo 3. Va bene, non mi sporchi l'acqua, ma hai parlato male di me. E l'agnello risponde che non era ancora nato, il che presuppone, ma questo non va spiegato perché tutti lo capiscono, il che presuppone che prima di nascere il linguaggio è un po' difficile esercitarlo. E allora, qui invece c'è una cosa più sottile nella replica del lupo. È stato tuo padre, e qui
non è un problema di Fedro, ma è un problema che può essere di altre culture, dal Vecchio Testamento ad altri ambienti culturali greco-classici e di non so quante altre culture, il lupo si giustifica male perché le colpe dei padri possono ricadere sui figli. Tuttavia, che cosa ricaviamo da questo breve testo? Semplice, facile, ma meno stupido di quello che potremmo essere tentati di dire le favolette per bambini, anche perché i bambini non sono stupidi. E dice il presidente Maffei, che è un neuroscienziato, che quando i genitori portano un bambino dal pediatra, il bambino ha più cellule cerebrali del pediatra, perché comincia presto la diminuzione. Vabbè. Allora dicevo, questo è un punto che non so se vada toccato in classe, forse no, poi dipende dalle circostanze, dal poco tempo o dal molto tempo a disposizione dell'insegnante. In genere sento sempre dire che non c'è mai tempo, e quindi mi pare un testo che abbia un qualche interesse per l'argomentazione, non solo, ma anche di attualità. Attualità in che senso? Nel senso che la lingua può servire per usi mistificati, come tutti sanno, può servire per cercare la verità, che la si trovi o meno, può servire per inventare un mondo fantastico, anche un'utopia che non esiste per definizione, o una distopia, come dicono da un po', cioè un'utopia negativa, può servire per comandare, per tanti usi, ma può servire in maniera strumentale. Qual è questa maniera strumentale? Sbandierare una ragione, valida o non, per ottenere uno scopo inconfessabile. Ecco. E quindi, insomma, la sua morale, che è implicita, ho guardato il corrispondente di Esopo, lì c'è una morale esplicita, ma è quella che tutti, credo che Fedro abbia fatto a meno giustamente di esplicitarla, perché tutti la capiscono. A questo punto siamo appena entrati in argomento, però io sto blaterando da un'ora, quindi facciamo una breve pausa. Anzi, tu mi avevi dato un ordine di farla più breve, ma come posso dare ordini al professor Bruni? Tutta colpa dei tuoi ringraziamenti. Dei miei ringraziamenti, certo. Vabbè, aspettiamo. Allora, facciamo pausa, vediamo se dalle 4 sedi lontane arriva qualche domanda, ingiuria, insoddisfazione, e poi fra qualche minuto tocca a te. Va bene? Grazie, sì.